Il risultato finale di Don Carlo Misilmeri e Super Giovane Castelbuono di 2-2. Siamo qui con Mister Lobue, lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio sulla partita, perché è stato un primo tempo dominato dagli ospiti, il secondo invece siete venuti fuori voi, poi un risultato di 2-2. Sì, onestamente il primo tempo non abbiamo avuto un buon approccio con due disattenzioni. Secondo me abbiamo dato modo al Castelbuono di gestire la palla e non uscivamo bene, non eravamo forse concentrati, però ci sta. L'importante è che la squadra ha reagito bene, perché non era facile sotto due gol contro un Castelbuono che deve salvarsi, quindi dovrebbe avere uno stimolo, e sicuramente ce l'ha uno stimolo in più, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine. Il secondo tempo siamo entrati con un altro modulo, con un altro piglio e siamo stati bravi a recuperare la partita. Nel finale, dopo i 2 gol realizzati, 2 occasioni incredibili con Cosentino e Gueye, entrambi di testa, entrambi con il pallone fuori non di molto. Dalla sua prospettiva, come le ha viste queste occasioni? Lì bisogna far gol, però non puoi dare una colpa ai ragazzi perché ti posso assicurare che gli mettono sempre il massimo impegno, sempre la massima voglia di far gol, però capisci bene che in quella situazione lì, se prendi la porta fai gol, siamo stati sfortunati, ma ripeto, devo fare veramente complimenti perché non era facile. È una squadra che lavora dall'inizio e non avendo quel stimolo in più, però hanno fatto una grande gara e secondo me potevamo pure chiuderla con una vittoria. Adesso invece la prossima sfida è contro il Città di San Vito, una trasferta comunque lontana contro una squadra che al momento sembra salva, però ancora attende qualche punticino. Che partita sarà? La classica partita, come ogni domenica noi siamo qua come si è visto oggi, non regaliamo niente a nessuno, scendiamo sempre in campo per vincere la partita come tutte le sante domeniche, ci aspetta un'altra grande gara contro il San Vito che non so che cosa ha fatto oggi, ma siamo lì a giocarcela.